Ben trovati amici con questo nuovo appuntamento e con la terza pagina del Zefiro della Cultura della vostra emittente preferita per l'informazione. Malgrado le restrizioni per la pandemia, il piacere di essere ad un buon concerto arriva comunque ad opera di editori radiotelevisivi di primissimo piano. I leader nel vostro territorio operativo nell'informazione e affermano questa leadership di editori di spessore con la loro attenzione alla cultura. Aspetto questo della nostra vita spesso trascurato. Invece da sempre è l'armatura invisibile e più potente mai esistita. Sempre ha reso immortali coloro che, consapevoli della sua potenza, l'hanno indossata, armatura tessuta nelle trame, appunto, della cultura. Basta guardarsi intorno, ovunque, in particolare da noi, visto che siamo il primo sito mondiale in quanto a beni culturali. Ma non solo. Ovunque nel mondo, da sempre, civiltà, gesta di grandi della terra si sono tramandate con monumentali testimonianze di pitture, scritti, oggetti, reperti, tutto nel silenzioso linguaggio nella cultura, anche cultura del lavoro, così come arrivate ai nostri tempi. Un dovere quindi dare sostegno appunto alla cultura, mai così necessaria in questo periodo molto difficile, nel quale è a repentaglio il nostro futuro e ancora più importante il futuro dei nostri figli. È a repentaglio anche il diritto di informare, il diritto al lavoro, ovvero la nostra sopravvivenza, come quella di tutti voi. Come detto, è un dovere fondamentale occuparci di cultura e motivare una qualche riflessione in questo senso. Solo per dire che siamo al fianco di chi desidera solo di lavorare e lo facciamo lavorando di più, anche con un umile gesto complementare, un servizio che in questo momento manca, e restituirvi la possibilità di sedere come in chiesa, a teatro, in uditorio, per ascoltare buona musica, e anche questa, perché no, civile protesta. Vedrete che insieme ce la faremo. In questa puntata vi portiamo in un luogo ereditato dalla storia. Da oltre un millennio è uno dei più prestigiosi auditorium per la sua acustica, pressoché perfetta. Una preziosità incastonata nelle colline tra Valdobbiadene e Conegliano, dove si produce il prosecco. Indomita tenacia, passione e autentica appunto cultura del lavoro hanno reso queste località di una bellezza folgorante. Non a caso, da pochi anni sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E dagli incontri musicali del luglio 2018, presso appunto l'antica chiesa di San Vigilio a Col San Martino, siamo in alta provincia di Treviso, per questa puntata presentiamo il quartetto Iris. 4 bellissime professioniste, Alessandra Nocera al flauto, Pia Elina Pulkkinen al violino, Caterina Camozzi alla viola e Tiziana Gasparoni al violoncello. In programma Wolfgang Amadeus Mozart nel suo quartetto per flauto e archi in Re maggiore K285, dopodiché di Johann Sebastian Bach l'arioso
dalla cantata BWV 156 e la suite numero 2 in Si minore BWV 1067. Andremo poi ad ascoltare di Leo Delibes Flower Duet dall'opera L'Achme. Ritornerà Wolfgang Amadeus Mozart con il Voi che sapete dalle note di Figaro e a chiudere, immancabile, Antonio Vivaldi nel suo concerto 11, opera 3, 11, dall'estro armonico. Buon ascolto.
Iris, se lo presenta lei. Certo, eseguiremo l'ultimo tempo della suite di Bach dalla La Badinerie. Thank you. Terminato anche questo bellissimo concerto, eravamo nella chiesa di San Vigilio a Col San Martino, cuore delle colline tra Valdobbiadene e Conegliano, una autentica perla che merita di essere visitata, da poco patrimonio dell'umanità, proclamato dall'UNESCO. Vi abbiamo presentato per la terza pagina della vostra TV preferita il quartetto Iris, Alessandra Nocera al flauto, Pia Elina Pulkkinen al violino, Caterina Camozzi alla viola e Tiziana Gasparoni al violoncello. Mi pare bellissimo anche il programma che hanno presentato. Wolfgang Amadeus Mozart nel suo quartetto per flauto e archi in Re maggiore K285, Johann Sebastian Bach nell'arioso dalla cantata BWV 156 e la suite numero 2 in Si minore BWV 1067, quindi Leo Delibé in Flower Duet dall'opera L'Acme, ancora Amadeus Mozart con il Voi che sapete dalle nozze di Figaro e, immancabile come sempre nei nostri concerti, il grande Antonio Vivaldi con il concerto 11 opera 3 11 dall'estro armonico. Bene, grazie per essere stati presenti, per aver visto e ascoltato la terza pagina del Giro della Cultura della vostra emittente preferita. L'invito è a tener duro. Dovrebbe mancare poco. Appena potremo muoverci, mi raccomando, andiamo dai nostri negozi, andiamo dai nostri ristoranti, cerchiamo di frequentare le nostre località, ne abbiamo di beni culturali da conoscere, cerchiamo di far muovere la nostra economia. Portiamo pazienza, ce la faremo. Grazie ancora e alla prossima.